Bentornati sul canale dell'azienda Agricola Venture. Come ogni venerdì vi portiamo con noi, vi facciamo vedere come siamo organizzati, i vari lavori che dobbiamo andare a fare, insomma cosa dobbiamo fare. Oggi siamo fermi con i lavori in campagna, siamo nella seconda metà di febbraio, diciamo in vigna siamo ancora occupati con tutta quella che è il grosso lavoro appunto della potatura, e però oggi, essendo un giorno piovoso, sta piovendo tanto in queste ore, siamo fermi quindi e ci occupiamo delle comunque manutenzioni che dobbiamo andare a fare dei nostri mezzi. In particolare cosa andiamo a fare oggi? Oggi dobbiamo andare a fare una piccola modifica e manutenzione comunque alla defoliatrice, la nostra defoliatrice pneumatica della Olmi. Diciamo, questo lavoro nasce dal fatto che siamo andati alla Fiera Agricola di Verona ormai qualche settimana fa e appunto parlando con i proprietari quindi della Olmi, cosa ci hanno detto? Che tra le varie cose hanno fatto un aggiornamento sulle loro macchine, sulle loro testate che defogliano, e un aggiornamento migliorativo ovviamente delle performance di defogliatura, per cui abbiamo pensato di procedere a aggiornare la nostra defogliatrice, quindi renderla più performante, andando quindi ad accettare così il suggerimento che ci hanno dato proprio in casa Olmi. Ecco, noi quindi dovremo andare a lavorare su questa parte, quindi su questa testata e ovviamente anche sulla collaterale, perché l'aggiornamento consiste nell'andare a sostituire questi due punti da dove esce l'aria appunto che va a rompere le foglie e va a defogliare la vite, perché appunto da questi due punti, sostituendo questi due punti con dei fori più grandi e con un'angolatura leggermente differente, appunto è proprio questo l'aggiornamento che hanno proposto in Olmi, ecco, la macchina va a defogliare in modo più efficace e risparmiando un po' di tempo, o comunque risparmiando un po' lo sforzo del trattore. Allora, questa è una delle due testate che abbiamo già provveduto a, a smontarne le componenti. Praticamente la testata lavora in questo modo: ha due beccucci come questi, uno montato in questo punto e uno montato dall'altra parte, che servono, quando gira tutto il meccanismo, servono appunto a far fuoriuscire l'aria da questo lato. Inoltre la testata è provvista anche di un contrappeso da questa parte e ovviamente dall'altra parte, quindi beccuccio che fa fuoriuscire l'aria, contrappeso, beccuccio che fa fuoriuscire l'aria e relativo contrappeso, in modo tale che girando non ci siano giochi, non ci siano tensioni sui perni, e proprio questo sistema fa sì che avvenga la defogliatura. Ecco, l'aggiornamento che propone Olmi è proprio su questa componente, quindi su quella da cui fuoriesce l'aria. Gli aggiornamenti sono due: uno, un foro più ampio per far fuoriuscire più aria, quindi loro consigliano appunto la sostituzione, perché una volta aver aggiornato la macchina, cosa succede? Avendo un foro più ampio, il trattore va meno sotto sforzo a parità di lavoro, oppure si può procedere con una defogliatura più importante in base a quello che appunto si può ottenere. L'altra modifica è fatta su questo punto qua. Il nuovo pezzo con cui vengono dotate le nuove testate di defogliatura, questo angolo è meno spigoloso, perché hanno visto che l'aria che passa da questa parte e deve fuoriuscire da quest'altra, andando a sbattere di fatto contro questa superficie, viene un po' strozzata e non riesce a uscire in modo corretto, mentre creando un angolo migliore, un angolo un po' più smussato, appunto loro dicevano riesce a lavorare meglio la defogliatrice. Ecco, per cui abbiamo già smontato, come avete visto, una testata. Ora procediamo, vi facciamo vedere come smontiamo la seconda testata e ovviamente i relativi pezzi. Prima di tutto dobbiamo procedere con l'allentamento delle viti che tengono questo carter, quindi tiriamo via il carter, tireremo via queste quattro viti qui, in modo tale da poter accedere poi all'organo di defogliatura. Questo è il carter che abbiamo già allentato nell'altra facciata, come vedete, e quindi come prima cosa appunto proseguiamo con l'allentamento di queste viti.
Quindi ora adesso abbiamo tolto il secondo carter e in questo momento adesso ci concentreremo invece su queste componenti. Qui abbiamo 4 viti a brugola da andare ad allentare, in modo tale da poter poi estrarre questo disco e tirar via appunto i piatti, chiamiamoli così. Ora le molliamo un po' tutte e poi procediamo con l'estrazione. Ecco, vedete, adesso che abbiamo tolto il primo dei 2 piatti, questo dobbiamo ancora andare a toccarlo. In questo momento invece abbiamo, diciamo, portato alla luce, diciamo, quello che è il vero organo, diciamo, di defogliatura. Come vedete, tutto il movimento è dato dai motorini idraulici e in questo punto si vede il perno da dove fuoriesce l'aria, quindi che va proprio a rompere le foglie, mentre quest'altro perno è il cosiddetto contrappeso, che dicevamo prima serve appunto per evitare vibrazioni o giochi su questo, diciamo, organo. E in questo punto invece abbiamo l'ingrassaggio, perché ovviamente è molto importante andare a ingrassare i cuscinetti, che servono sempre, insomma, ovviamente a tenere pulito tutto il movimento. Ecco, una volta aver tirato via appunto questo disco, procediamo in egual modo diciamo, all'estrazione anche di questo. Ecco, ora che abbiamo tolto i piatti, ovviamente tecnicamente ci rimangono da togliere ovviamente il convogliatore, diciamo, di flusso, questo, e il contrappeso, e ovviamente uguale da quest'altra parte. Prima di far questo, prima quindi di andare ad aprire qua questi e a far emergere, diciamo, questi fori, ne approfittiamo, cosa che abbiamo fatto anche nell'altra testata, con una spatolina andiamo a ripulire tutto quello che è questa sporcizia derivante dai residui, diciamo, di foglie o appunto materiale, diciamo, organico delle piante, che ovviamente qua tendono a fermarsi, perché ovviamente la catena viene lubrificata, abbiamo gli ingrassatori che perdono un po' di grasso lì attorno vicino al cuscinetto, quindi qua attorno si crea un ambiente, diciamo, favorevole anche un po' alla ritenzione, ecco, di questo materiale. Quindi ne approfittiamo, già che ci siamo, andiamo a fare una pulizia e poi andiamo ovviamente ad allentare le componenti che effettivamente ci interessano. Ecco, adesso abbiamo pulito anche la seconda testata, non ci resta che andare ad allentare e a togliere, diciamo, le componenti, quindi i contrappesi e, diciamo, i deflettori, diciamo, i diffusori dell'aria, che appunto era l'obiettivo per noi questo lavoro. Ecco, ora abbiamo allentato il contrappeso e diciamo, il convogliatore del flusso dell'aria. Ora non ci resta che appunto svitarle adesso in questo momento a mano, perché adesso sono belle lente. Vedete, hanno un bel filetto, e ora dovremo andare a sostituire queste componenti e ovviamente tutte le altre componenti della testata con i nuovi pezzi. Ora procediamo con la rimozione delle ultime 2 componenti. Ormai abbiamo già tirato via tutte, ci mancano solo queste, quindi questo pezzo e il suo contrappeso. Ora, una volta aver tirato via le componenti vecchie, ecco, ora dobbiamo andare a posizionare quelle nuove. Vedete la differenza della curvatura tra questa, molto più dolce, e questa invece fatta un po' più spigolosa.
Voi vedete, si nota bene la differenza, e quindi in questo senso l'aria viene convogliata con un po' più di dolcezza e però in modo migliore rispetto al vecchio modello. Ecco, questo invece è il contrappeso nuovo rispetto a quello vecchio, quindi un po' più corto, e andremo appunto a inserirlo nell'apposito spazio. Ecco, allora che abbiamo messo il contrappeso e diciamo lo sfiato, il convogliatore dell'aria, adesso dobbiamo andare a ritroso a fare il lavoro di prima, quindi dobbiamo andare a piazzare questi due dischi in modo tale che venga fuori un lavoro fatto così. Ora abbiamo puntato le viti e dobbiamo ovviamente tirarle in modo tale da assicurarci che siano ben tirate. Ora dobbiamo concentrarci su questo secondo pezzo, quindi anche qui andremo a piazzare la nostra piastra, il nostro disco così, ecco, vedete, sta giusto, e poi ovviamente il nostro fermo piazzandolo in questo modo. Ora non ci resta che andare a posizionare il carter, a coprire questa testata, e da questo lato poi avremo finito. Ecco, allora questa è la testata, adesso l'abbiamo completata, diciamo che l'abbiamo riassemblata completamente. Ovviamente dobbiamo fare la stessa cosa dall'altra parte. Adesso abbiamo montato i piatti anche sulla seconda testata, e ora ci manca da ovviamente applicare il carter. Ecco, ora abbiamo montato anche la seconda testata, e dunque per oggi il lavoro che dovevamo fare di manutenzione, di aggiornamento della nostra defoliatrice Olmi ovviamente è concluso. Ovviamente per vederla in azione, i risultati, dovremo attendere la stagione estiva, però ecco, in questo giorno che sta appunto ancora continuando a piovere, ovviamente ci dobbiamo occupare di quelle che sono appunto le manutenzioni che possiamo fare qui all'interno del capannone, in modo tale che poi quando sarà la stagione estiva, primaverile estiva, dove veramente ogni secondo è prezioso, questo aggiornamento auspichiamo che possa darci un aiuto in più, quindi velocizzare un po' le operazioni, che ovviamente nel periodo estivo sono veramente molto strette e molto, con un ritmo molto elevato. Ecco, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video. Vi ringraziamo di essere stati con noi, ovviamente iscrivetevi al nostro canale, magari se volete scriverci voi come siete messi in questo periodo, se sta piovendo dalle vostre parti, se state facendo anche voi manutenzioni eccetera, se state preparando l'attrezzatura per la nuova stagione, e come sempre ci vediamo venerdì con una nuova puntata.